Di nuovo insieme in diretta su Telefriuli. Si è conclusa da poco la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'Istituto Salesiano Bearzi di Udine, in ricordo in nome di Lorenzo Parelli, il 18enne studente appunto del Bearzi, morto il 21 gennaio nell'ultimo giorno del suo tirocinio in azienda, travolto da una barra d'acciaio. Ci colleghiamo in diretta con il nostro Davide Vicedomini, che si trova ora all'esterno del Bearzi, che ha seguito per noi l'evento. A te, Davide. Eccoci Alessandro all'esterno della palestra del Bearzi, che ha ospitato questo evento, questo ricordo di Lorenzo Parelli, con la visita del Capo dello Stato Mattarella, che è stato poi l'ultimo a prendere la parola dopo i vari interventi da parte del Sindaco Fontanini, del Presidente della Regione Fedriga, anche di Don Lorenzo Testone, anche del coordinatore del Centro di Formazione Professionale. Ha ricordato Mattarella quanto è importante la sicurezza, fondamento della società, richiamando anche al diritto al lavoro. Assicurare la sicurezza è un dovere inderogabile affinché non succedano più tragedie del genere come quella che è accaduto a Lorenzo, ricordando anche l'importanza della formazione, quella che stava svolgendo il ragazzo 18enne nel suo ultimo giorno di stage, perché questo impedisce ed è un contrasto alla dispersione scolastica. Ha anticipato sostanzialmente con questo suo discorso le cerimonie del 1° maggio proprio in onore di Lorenzo Parelli. Il Presidente del Capo dello Stato poi se n'è andato, tanti applausi, tanti giovani che sono venuti ad accoglierlo, festanti. Abbiamo visto tutto nella nostra diretta che abbiamo trasmesso dalle 11, anzi dalle 11 meno un quarto, qui direttamente al Bearzi. A te Alessandra. E allora Davide ricordava le parole del Presidente della Repubblica e giustamente diceva Davide che vengono anticipate proprio qui a Udine dal Presidente Mattarella. Le celebrazioni per il 1° maggio non deve essere una ricorrenza astratta, ma un'occasione di riflessione concreta. Poi l'espressione della sua vicinanza ai familiari di Lorenzo, che appunto il Presidente della Repubblica ha incontrato privatamente all'interno del Bearzi. Alla fine della cerimonia, avvicinati dai giornalisti, i genitori di Lorenzo hanno detto che quanto si sono detti con il Capo dello Stato resterà privato e riservato. Hanno comunque detto che c'è un impegno comune, che era anche lo scopo della visita di oggi del Presidente della Repubblica, oltre ovviamente che quello di esprimere vicinanza alla famiglia, ai genitori, alla sorella di Lorenzo, ma anche a tutti i parenti, gli amici e i compagni di scuola. L'impegno è quello a un cambiamento, a un'attenzione maggiore sul fronte della sicurezza. Il futuro è da riscrivere a tal proposito, ha detto la mamma di Lorenzo. È intervenuto il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che ha garantito l'impegno della Regione sul fronte appunto della sicurezza. L'amministrazione è pronta a mettere in campo, ha detto Fedriga, ogni sforzo possibile perché i nostri ragazzi possano apprendere in sicurezza. Ha parlato anche Don Lorenzo Teston, il direttore dell'Istituto Bearzi. La visita del Presidente, ha detto, un gesto che ci riempie il cuore e che dona speranza ai ragazzi, ai docenti, a tutta la comunità educante del Bearzi. Ha poi preso la parola anche Giulio Armano, coordinatore del centro professionale del Bearzi. Signor Presidente, ha detto, ci impegneremo assieme alla Regione per accrescere l'attenzione per la sicurezza. Armano ha poi ringraziato anche tutte le aziende del territorio che accolgono i ragazzi, sottolineando appunto l'importanza di questi percorsi. Per noi perdere un ragazzo, ha detto Armano, è come perdere un figlio. Ha poi parlato uno dei compagni di classe di Lorenzo, Matteo Lorenzon. L'ho conosciuto solo l'ultimo anno, ha detto, una bellissima persona, aveva sempre voglia di imparare, era sempre pronto a darti una mano quando chiedevi aiuto. Ci raccontava del grandissimo entusiasmo con il quale lavorava in azienda, confessando anche che gli piaceva di più stare in azienda che non stare in aula.
aula a studiare. Nel corso di A voi la linea, subito dopo il nostro telegiornale, vi proporremo poi le testimonianze raccolte oggi al Bearzi di Udine. Voltiamo adesso pagina, andiamo a Trieste, dove oggi è arrivato il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. Ha partecipato alle riflessioni di Parole Ostili. È stata l'occasione anche per parlare dei progetti del PNRR per il mondo della scuola. Può essere uno strumento di unione o può essere anche una barriera, uno strumento di divisione. Ecco, dobbiamo in questo momento particolare, proprio a Trieste, mandare questo messaggio. È ora di avere parole non solo non ostili, ma di pace. Il Ministero dell'Istruzione sta già lavorando da molto tempo sul PNRR. Noi col PNRR stiamo facendo innanzitutto dei grossi interventi di tipo edilizio, perché ci sono troppe differenze nel nostro Paese. E dall'altra parte però stiamo intervenendo sulle competenze, le competenze dei nostri insegnanti, le competenze dei nostri ragazzi. Noi abbiamo lanciato un programma da 800 milioni di euro per formare entro il 25 650.000 insegnanti, non solo sull'uso del digitale, ma anche sull'educazione all'uso del digitale da parte dei ragazzi. Perché sa, molti ragazzi oggi rischiano di essere prigionieri del loro telefonino e questo non è possibile. Veniamo all'Assemblea dei soci delle assicurazioni generali. La lista presentata dal CDA uscente, guidato da Philippe Donnet e sostenuta da Mediobanca e dagli investitori istituzionali, ha battuto quella presentata da Francesco Gaetano Caltagirone, votata anche da Del Vecchio e Benetton. La lista ha raccolto il 55,99% dei voti contro il 41,73% di quella concorrente. Per la lista di Assogestioni ha votato l'1,92%. Il nuovo CDA sarà presieduto da Andrea Sironi, amministratore delegato sarà confermato Donnet. Ci saranno anche 3 candidati della lista del gruppo Caltagirone, fra i quali lo stesso Francesco Gaetano Caltagirone. La maggioranza, ha detto Donnet concludendo l'assemblea, si è espressa con chiarezza e senza alcuna ambiguità per il CDA proposto dal Consiglio di amministrazione uscente, una testimonianza di fiducia nel nostro team management e nel nostro piano. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato oggi anche della ricorrenza del 1° maggio. Anticipiamo qui oggi a Udine al Bearzi, ha detto, le celebrazioni, non una festa astratta ma un'occasione per porre riflessioni concrete. Bene, Piazze Unite dalla richiesta di pace. Il 1° maggio per la festa dei lavoratori torneranno i cortei anche nella nostra regione come prima della pandemia. In Friuli Venezia Giulia le principali manifestazioni si terranno a Cervignano, Pordenone, Trieste e Monfalcone. Pace è il grido che il 1° maggio unirà tutte le piazze italiane, dove le manifestazioni si svolgeranno come prima della pandemia con i tradizionali cortei. In Friuli Venezia Giulia, le piazze di Trieste, Cervignano e Pordenone, teatro da sempre delle celebrazioni per la festa dei lavoratori, quest'anno si aggiunge Monfalcone che raccoglie il testimone da Gradisca. Nella nostra regione interverranno 2 esponenti nazionali, rappresentanza di CGIL CISL UIL, Ivana Veronese della UIL che concluderà la manifestazione a Trieste e Giorgio Graziani della CISL che parlerà dal palco di Cervignano, mentre a Pordenone e Monfalcone chiuderanno 2 esponenti della CISL regionale, Pizzo e Monticco. Oltre al tema della pace e dell'emergenza umanitaria saranno espresse le preoccupazioni per le ripercussioni economiche della guerra che sono già pesanti in termini di rallentamento dell'attività produttiva con conseguenti ricadute sui lavoratori e per il forte impatto dei rincari in atto sul potere d'acquisto dei salari e delle pensioni. Per quanto riguarda il programma delle manifestazioni, a Trieste il corteo partirà alle 9 da Campo San Giacomo, a Cervignano dalle 9:30 si snoderà da via Garibaldi a Piazza Indipendenza, a Monfalcone il ritrovo è fissato alle 10 in Piazza della Repubblica, mentre a Pordenone i manifestanti si ritroveranno in Piazza Martiri del Lavoro con partenza verso il municipio alle 10:30. Con il superamento del 50% del capitale sociale, Sparcasse si avvia ad avere il controllo di Civibank. Secondo alcuni un tradimento per il Friuli, ma non è così per il professore di economia dell'Università di Udine Stefano Miani, che sottolinea come il territorio sia stato assente al momento dell'aumento di capitale.
Sparcasse, superando la soglia del 50% del capitale sociale, ora ha in mano il pieno controllo di Civibank. Di fatto questo segna un nuovo capitolo sul fronte della finanza locale, con la banca di Cividale che era rimasta l'unica veramente friulana. Ma il territorio, a sentire il professore di economia degli intermediari finanziari dell'Università di Udine Stefano Miani, più che tradito è stato assente. Io credo che la vera risposta il territorio l'ha data con l'aumento di capitale quando non l'ha sottoscritto, perché se il territorio avesse sottoscritto l'aumento di capitale non sarebbero entrati né Sparcasse né altri soggetti esterni, quindi il problema, la risposta del territorio non c'è stata quando avrebbe dovuto esserci. I soci istituzionali, tra cui Friuli, hanno subito aderito all'OPA. E alla fine hanno fatto un buon affare perché sono entrati da poco, hanno rivenduto con un guadagno di circa il 20%, leggermente più del 20% in un periodo molto breve, e quindi per loro è stato un grande vantaggio. Intanto restano le ombre giudiziarie promosse attraverso i ricorsi dagli attuali vertici di Civibank. Potrebbe anche essere che la decisione è quella di sospendere il diritto di voto della fondazione in Sparcasse e quindi per l'operazione Civibank non cambi nulla sostanzialmente. Oppure potrebbe essere che viene sospesa l'autorizzazione data a Sparcasse di acquisire, però mi sembra che la normativa faccia riferimento alle fondazioni, non alle banche controllate dalle fondazioni. Rinsaldare i vincoli di pace con una delle città gemellate con Udine, la tedesca Esslingen. Oggi nel Giardino dell'Esperanto è stato posto un ulivo in segno di fratellanza tra i popoli. È stata rinviata più volte a causa del coronavirus e oggi finalmente siamo riusciti a realizzarla. Io ringrazio gli amici di Esslingen che sono venuti qui e hanno portato questa pianta importante in un momento difficile, quello che stiamo vivendo, perché c'è bisogno di pace e l'ulivo è un simbolo di pace, e quindi ringrazio veramente gli amici di questa cittadina, la polizia in pratica di Esslingen insieme alla nostra polizia, che hanno organizzato questa cerimonia per ricordare la loro amicizia, ma anche un simbolo per la pace per tutti noi. E tra l'altro è stato evidenziato che l'amicizia è proprio come un albero, che non dipende tanto da quanto sia grande, ma da quanto siano possenti le sue radici. Sì, le radici dell'amicizia devono essere possenti, perché purtroppo stiamo così assistendo a cose non belle in questa nostra Europa, con questo dramma che sta avvenendo in Ucraina, quindi speriamo che le cose finiscano e soprattutto che ci siano sempre più occasioni come queste di oggi per manifestare sentimenti di pace e di amicizia tra i popoli. Ci fermiamo qui, tra pochissimo l'appuntamento sempre in diretta con A Voi la Linea, con approfondimenti naturalmente sulla visita oggi a Udine al Bearzi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra poco.